Concludiamo 7 in punto con la presentazione di Guido Zacchin, circoscrizione Rovigo, progetto Veneto Autonomo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, Rovigo e Chioggia. Ah, Rovigo e Chioggia. Chioggia, Cavase e rappresenta tutto l'estremo lembo della regione Veneto. Esatto, la parte sud. Una parte del Veneto che per troppo tempo è stata considerata la Cenerentola della regione, in realtà è un'area molto importante, non solo strategicamente, ambientalisticamente parlando. Cioè, qual è il contributo che si può portare da questo territorio, da questa parte, da questa fetta di Veneto? Allora, il territorio a un certo punto è stato massacrato in tutti questi anni. Praticamente con il discorso del Parco del Delta avremo delle opportunità che sarebbero senza dubbio validissime, però per poterle attuare queste realtà bisognerebbe a un certo punto che ci fosse una classe politica che se ne facesse carico, cosa che fino ad oggi non è stata. Il Polese è stato lasciato un po' la Cenerentola del Veneto, è stato abbandonato a sé. Logicamente non sono state fatte strutture adeguate, la viabilità ne ha sofferto in maniera tremenda, di conseguenza non siamo stati riusciti a collegarci in maniera adeguata con le grandi realtà industriali, economiche del Veneto. Insomma, il Polesine dovrebbe essere indipendente e autonomo dal Veneto? Nella maniera più assoluta, io non credo che neanche il Veneto debba essere indipendente. Quindi lei è a favore dell'autonomia? Io sono per l'autonomia perché devo che ho maturato questa cultura quando sono stato negli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America hanno un forte senso della nazione, bandiera e esercito sono intoccabili, però al tempo stesso sono gelosi dell'autonomia dei loro stati. E come si potrebbe riproporre questo modello degli Stati Uniti d'America in Italia? È fattibile secondo lei? Certo che è fattibile, basta pensare alle autonomie che oggi godono le regioni autonome, il Trentino o il Friuli Venezia Giulia. Quindi tutte le regioni dovrebbero diventare a statuto speciale in qualche modo? Dovrebbe essere autonome, gestire la propria economia, gestire a un certo punto tutte le loro attività economiche e logicamente solo da questo riusciremo a fare dei piani di sviluppo, piani di viabilità, piani a un certo punto solo quello che non comporterebbe uno Stato federale, però ogni regione dovrebbe agire in maniera strettamente autonoma. Questa è la realtà. Qual è il suo contributo qualora diventasse consigliere regionale? Lei ha avuto altre esperienze politiche? Sì, vengo anch'io dalla Lega, sono uno di quelli che ha fondato la Lega Nord, Piero Emanuele, eccetera. Ero in Lega quando la Lega era un partito popolare e popolano. Quando è che l'ha lasciata? Quando è che sono stato espulso veramente? Nel 2007. Quindi è uno degli epurati di Tosi? Non di Tosi, di Gobbo e compagni. Comunque sia chiaro, non voglio in particolari che a un certo punto lasciano il tempo che trovano. Si è creato all'interno un cerchio magico, d'altra parte la storia si ripete, quando Lieni si ammalò la Krupskaya prese tutto il potere, quando Almirante si ammalò Don Assunta prese tutto il potere, quando Bossi si ammalò e non fu più in grado di gestire il coso, la sua moglie ha preso tutto il potere e si è circondò di quel famoso cerchio magico. Ma quindi è la politica che è vittima di certi schemi? E come si può Ma da che mondo è mondo la politica resta sempre così? Quando a un certo punto un uomo non è in grado di decidere, c'è qualcuno che decide in sua vece. Ma la politica non dovrebbe essere una sana gestione della cosa pubblica nell'interesse dei cittadini? Sì, dovrebbe essere, giustamente, lei ha detto dovrebbe essere, ma così non è purtroppo. Cioè un'azienda può essere un affare di famiglia, non la politica? Ho capito, ma invece la politica sta diventando un affare di famiglia. Cioè, però quando lei se si candida evidentemente vuol dare un contributo di ritorno a quella che è l'essenza della politica. Le dirò una cosa, le dirò che io sono a sinistra perché di solito c'è un movimento, cioè c'è una gestione collegiale, non so, via un segretario immediatamente ne fanno un altro, eccetera. Poi credo che la destra sia l'antitesi di quello che è il federalismo e l'indipendenza. Le ricordo che nel codice Rocco, di famigerato codice Rocco degli anni 20 del regime fascista, prevedeva per la richiesta di indipendenza o di autonomia sicuramente il Tribunale Speciale e come massimo della pena l'ergastolo.
Il codice Rocco non è stato abolito, perciò la destra da sempre, da Richelieu a Bismarck per arrivare a Cavour, eccetera, sono l'antitesi di quello che è l'autonomia, perché loro l'autonomia sono sempre stati centralisti e forti. Questa era la loro... Ringrazio Guido Zecchina, progetto Veneto Autonomo, circoscrizione Rovigo, non abbiamo più tempo a disposizione, ringrazio voi per averci seguito questa mattina durante la giornata, l'edizione del TG. Grazie, arrivederci. Aspetta che devo via col